Tutto il calcio di cui il Calcio Vero non parla mai, ogni domenica sera in diretta alle 19:30 su Sesta Rete, siamo in replica alle 23, siamo in replica anche domani mattina a partire dalle 8:30. Il saluto immediato ad Alessio Patti. Buonasera Ettore, buonasera agli ospiti e ai nostri telespettatori. Con te parleremo anche dei 2 gironi di promozione e naturalmente anche quelli di prima categoria, perché il calcio a 5 riposa. Sì. Benissimo, perfetto. Allora, parliamo del girone C e partono già le immagini dello Sporting Battiati, perché insomma dobbiamo parlare con il mister dello Sporting Battiati. Abbiamo anche il capitano Paolo Spartano. Allora, hai già anticipato all'inizio che è stato comunque sostanzialmente un campionato positivo. Cos'è che allora non è andato, secondo te, in questo Sporting Battiati 2013-2014? Allora, che domanda cattiva che ti ho fatto. No, ma non c'è stato qualcosa che non è andata. Io dall'anno scorso ho preso in mano questa squadra, è stata la mia prima esperienza, ci siamo salvati senza i play-out contro tutti che dicevano che il Battiati non ce l'avrebbe fatta. E invece? Quest'anno abbiamo migliorato quella posizione, abbiamo fatto 46 punti rispetto ai 42 dell'anno scorso, sì, con 2 partite in meno perché il campionato quest'anno era era 15. Quindi è una soddisfazione. Ecco, io dico sempre, l'ho detto fino all'ultima partita, l'ultima giornata, arrivare dietro Giarre, Paternò e Leonzio, arrivare quarti quindi, per una squadra, per un paese piccolo come Battiati, con le nostre risorse, il nostro budget comunque limitato. Insomma, il Presidente è rimasto contento. Assolutamente sì, questo ma tutti sì. Non Non l'abbiamo fatto forse per inesperienza, abbiamo perso dei punti alla fine che non ci hanno permesso di agganciare appunto i 9 punti, che c'è, lo sai, la regola dei 10 punti, sì, no? Sì, di sì, distacco. sì, peccato perché insomma... E quindi i ragazzi forse meritavano, ecco, alla fine, dopo tutti questi sacrifici che abbiamo fatto in questi 2 anni, perché questo percorso dura dall'anno scorso. Però va bene lo stesso, io sono contento lo stesso, la squadra è giovane, tranne Paolo che è qua vicino a me, Senti, poi tutti i ragazzi giovani. È vero. Senti Paolo, stiamo vedendo le immagini di una partita che poi alla fine probabilmente è stata la partita che più ricorderete in questa stagione trascorsa, no? Il pareggio 2-2 a Giarre, dove insomma avete sfiorato il colpaccio di un Giarre che era in quel momento in vetta, è stata una partita intensa, forse è stato l'apice del vostro anche rendimento della stagione, sì, non so se sei d'accordo. Sì, hai detto benissimo, Ettore, è una partita bellissima dove noi abbiamo raggiunto l'apice della forma, proprio fino all'80° vincevamo 1-0, poi mi ricordo per qualche cosa anomala che è successa, perché la partita mi ricordo era a porte chiuse, poi arrivando a un certo punto sono volate poltroncine in campo. Non si sa da chi. Non si sa da chi. Comunque volevo dire che è stato un bel campionato, complimenti al Giarre. Certo, indubbiamente, complimenti al Giarre, al Giarre, presidente, grande cavalcata. Ai giocatori che sono stati meritevoli delle vittorie, un po' meno all'allenatore perché in qualche circostanza si è lasciato andare. Addirittura? Sì, in qualche comportamento che non fa parte dello sport, diciamo. Comunque ci può stare. Ci può stare. E complimenti soprattutto anche a Paternò e alla Leonzio, che sono 2 gran belle squadre. Che si giocheranno adesso i playoff in maniera drammatica, no? Perché rischiamo di non trovarci una squadra che potenzialmente il prossimo anno può fare bene nel dramma sportivo, perché d'eccellenza. essendo 2 centri importanti come Lentini e tra cui io ho giocato in tutti e 2 i posti, sì, quindi conosco bene l'ambiente, però la Leonzio, come diceva prima poc'anzi il mister Natale Serafino, ha qualcosa in più tecnicamente, però penso che il fattore campo contribuisca molto. Contribuirà. Natale, per chiudere su questo girone, voglio sentire anche un po' il tuo pronostico. Come andrà a finire questo big match? Stavo osservando e stavo pensando che questo campionato ha rispecchiato quello che è stato l'anno scorso, cioè che ha vinto la squadra tecnicamente meno importante rispetto a quello che era la Leonzio e il Paternò, cioè il Giare. Sì. Scodia San Pio dall'anno scorso. Sì, è vero. Sì, ma il parere di quest'anno ti porta alla fine a dire che questo playoff lo vincerà? No, sono 2 squadre importantissime sotto il punto di vista dell'organico e soprattutto delle città. È un risultato aperto, è una partita da vedere. Ho capito. Possiamo già togliere le immagini di questa bellissima cavalcata dello Sporting Battiati, perché ti do 30 secondi per farmi un pronostico, Alessio, tra comprensorio Normanno e Sicula Leonzio, perché so che tu c'hai un tifoso. Sì, io
Per Segui una un questione di tifoso in modo affetto particolare. personale, tifo per mister Alderisi e Eh. quindi per la Leonzio, ma sappiamo benissimo che nel calcio dilettantistico il fattore campo è importante È quanto vero, mai, è vero. quindi il comprensorio normanno parte sicuramente con un punto di vantaggio, mai sottovalutare però lo spessore tecnico È vero, del... è vero, è vero. Chiudiamo la parentesi dedicata al campionato di promozione, adesso parliamo del girone D, abbiamo anche in questo caso una schermata che ci fa il quadro dei playoff e dei playout, anche in questa occasione devo dire che è stato un discorso chiaro del Ribera Esatto, ed e è poi il Mussomeli. nulla quasi. Esatto, perché Ribera e Mussomeli, come possiamo vedere dalla schermata, hanno fatto un campionato a sé. Il Ribera ha vinto con 2 giornate d'anticipo e torniamo sempre sul discorso secondo il quale il Ribera, venendo dall'interregionale, non si sia iscritto in eccellenza e abbia accettato di fare un campionato al vertice Vabbè. ma in promozione. Però questa è anche queste forma sono... di serietà, perché Sì. almeno così lo finiscono il campionato. Molti Sai, squadre Ettore, si iscrivono in categoria e poi dopo neanche A giocano. volte non si ha la certezza del sostegno degli sponsor, per cui si vero. preferisce fare una categoria minore. Per quanto riguarda il Mussomeli ha cercato di tenere il passo, dal canto suo è stato premiato con la finalissima diretta tra la vincente di comprensorio normanno e Sicula E Leonzio. infatti sarà anche in questo caso uno scontro molto molto importante. Abbiamo quindi chiuso il campionato di promozione, ho voglia di parlare di bambini, perché noi di Penalty seguiamo moltissime scuole calcio, siamo andati a trovare la scuola calcio del Real Catania, ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo realizzato una short version di questo servizio e vi anticipo subito che la versione integrale la vedrete proprio nella puntata di Pasqua. Guardiamola insieme, Real Catania. Oh, this wild, wild love of ours, it can't be tamed. Oh, this wild, wild love of ours, it can't be tamed. No, for better or worse, a blessing or a curse. Long live this wild, wild love of ours. Long live this wild, wild love. Oggi a Penalty una puntata speciale dedicata interamente alla scuola calcio Real Catania. Oh, this wild, wild love of ours, it can't be tamed. Oh, this wild, wild love of ours, it can't be tamed. No, for better or worse, a blessing. Giovanni Garofalo, direttore tecnico della scuola calcio Real Catania, complimenti intanto per la struttura. Grazie, la struttura non è nostra di proprietà, però insomma la gestiamo in questi giorni in cui facciamo la nostra attività e sì, direi che è un fiore all'occhiello, anche perché poi venendo con la macchina dalla strada già si vede questa piccola bomboniera. Sì, siamo molto soddisfatti di fare attività qui, ci stiamo trovando molto, molto bene quest'anno. Noi abbiamo una programmazione della quale annualmente mi occupo proprio personalmente, insieme alla collaborazione dei miei allenatori. Ogni anno sviluppiamo una programmazione e anno dopo anno la aggiorniamo, quindi l'anno prossimo verrà aggiornata, definiamo degli obiettivi mese dopo mese, cerchiamo di raggiungerli, che ovviamente differiscono secondo la fascia d'età del bambino e poi sì, coordino tutto il lavoro anche da un punto di vista delle varie attività settimanali, insomma mi occupo personalmente di fare dei test di ingresso e d'uscita dei bambini per poter monitorare quelli che sono miglioramenti e speriamo mai peggioramenti Indubbiamente. di quella che è la nostra attività dei bambini, quindi sì, diciamo che sono un po' il coordinatore di questo staff, è però comunque molto piacevole, anche abbastanza sereno poter. Soddisfacente. Sì, sono tutti allenatori in gamba, quindi mi fanno lavorare di meno proprio perché sono in gamba loro. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire.
Quali sono le problematiche di questa categoria? Loro sono nati tra il 2006 e il 2008. Vabbè, la problematica, diciamo, non sono problematiche, i bambini qua è insegnare a divertirsi attraverso determinate regole, quindi fargli amare questo sport, il calcio in questo caso, tramite delle regole, delle giuste regole, quindi dei principi, che loro spesso, essendo molto giovani, molto piccoli, non dimenticano, non hanno come non hanno. Indubbiamente la sportività deve diventare uno dei punti fondamentali. Sì, diciamo che il gioco del fair play è per noi importante, è fondamentale, quindi l'educazione, il rispetto e la sana competizione è alla base di tutto. La tua avventura come allenatore è partita da un paio di anni, indubbiamente questa è una prima tappa. Sì, vabbè, gli step vanno di grado, quindi questo è il primo passaggio. È da qualche anno che lavoriamo insieme a Giovanni, insieme, ci siamo subito trovati bene e stiamo proseguendo e vogliamo crescere, va, tutto qui. Uno dei tecnici della scuola calcio Real Catania di Catania, ovvero mister Alfio Grasso, che guida la squadra dei Pulcini, categoria importantissima perché poi dopo, con il passaggio negli esordienti, ci sarà il primo grande stacco dalla fase adolescenziale del pseudo calciatore a quella che magari un giorno può diventare la loro fortuna, chissà. Speriamo per loro soprattutto. Sì, sicuramente i bambini sono, diciamo, alla prima fase, quella dei Pulcini, e lì cominciano a crescere, cominciano a stare insieme soprattutto, che per noi è importante questo, poi insegniamo anche a giocare un po' a calcio. E da lì poi, quando faranno l'ultimo anno di Pulcini, si metteranno poi nel torneo esordienti, dove poi potranno fare anche il campionato a calcio a 11, quindi diventerà già un altro tipo di calcio, un altro tipo di gioco un po' più duro, un po' più maschio. Noi per adesso stiamo lavorando con i piccoli, ci stiamo divertendo, siamo anche in tanti, sono insieme ad Andrea Nasisi che mi collabora, siamo quasi una trentina di bambini. E quindi dico, i bambini sono di età diverse perché sono 2005, 2004, 2003, sono insieme, quindi crescono, si rafforzano e soprattutto cominciano a sentire il pallone nei piedi, ad avere un po' di idea di quello che è il calcio, però sempre in maniera molto giocosa. So mean, you're the meanest old woman I have ever seen. I guess if you say so. La scuola calcio Real Catania, tantissime categorie, ma soprattutto quella dei più grandi, no? Quella degli esordienti, che poi grandi non sono. Anthony Vella, il loro allenatore. Sì, tutti classe 2001-2002, la maggior parte 2002. È una bella esperienza, i bambini danno tanto anche a noi. La cosa più bella è che questi bambini poi alla fine si sentono anche coinvolti, perché qui c'è veramente uno spirito di famiglia straordinario nella scuola calcio Real Catania. Sì, questo grazie al nostro direttore Garofalo. Giovanni è uno che unisce molto le persone a cui stanno vicino. Sì, direi c'è un bel progetto con il presidente, un ottimo progetto. È chiaro che però in questo caso parliamo anche dei risultati, no? Perché gli esordienti è la categoria dove comunque ci sono le prime classifiche, seppur quasi per gioco. Sì, ovvio, nessuno va in campo per perdere, quindi noi in settimana ci impegniamo, lavoriamo tanto per ottenere il miglior risultato possibile in questo campionato. Tra l'altro vedo che hai un gruppo abbastanza omogeneo, anche in fatto di statura, no? Perché gli esordienti generalmente non sono così alti, quindi sei doppiamente soddisfatto perché comunque sicuramente lavorerai con un gruppo anche di qualità, credo. Sì, il gruppo è di qualità, sì, i ragazzi sono abbastanza alti. Sì, la maggior parte sono 2002, quindi ancora hanno un altro anno esordienti, solo 2 sono 2001, 3 anzi. Sì, è un gruppo di bravi ragazzi, anche per bene. Vogliamo ricordare un pochettino come si snoda anche il campionato esordienti per chi magari non ha modo di conoscerne un po' le regole?
Allora, il campionato esordienti quest'anno è a calcio a 5, però come vedi molte strutture non hanno questo campo a 5, quindi giochiamo maggior parte delle volte a 7. Il campionato ci sono squadre totalmente catanesi, se non mi sbaglio, tranne qualcuno tipo Palagonia, Scordia, la maggior parte si disputa qui a Catania. E in prospettiva a questo punto possiamo fare anche un pronostico, come andrà? Spero bene, intanto bisogna divertirsi, perché a quest'età al primo posto ci sta il divertimento e l'educazione, e poi cerchiamo di vincere. So mean, you're the meanest old woman I have ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Vi voglio ricordare che domenica prossima nella puntata pasquale di Penalty vedrete la long version di questo servizio dedicato alla scuola calcio Real Catania. A proposito di scuola calcio, Luca, voi come siete messi a scuola calcio a Battiati? Ancora assolutamente fermo, ne parlavamo prima, se non c'è diciamo la struttura. È importante però, il campo che abbiamo visto nelle immagini non si può fare. Ne abbiamo parlato un po' col Presidente, ma fin quando non diventa verde, cioè sintetico. Poi tra l'altro i ragazzini adesso hanno questa voglia di giocare su un sintetico, no? Sì, ma è anche giusto, perché se piove c'è l'acqua, è vero. se c'è il sole c'è il deserto. Paolo farà il mister di una scuola calcio prossima a Battiati? Paolo? Io anche l'anno scorso ho detto giocherai anche il prossimo anno, adesso te la faccio anche subito, giocherai anche il prossimo anno? Non lo so, per adesso pensiamo a riposarci. L'importante è che il fisico regge, no? L'importante è che regge, infatti. Ma ti piacerebbe fare l'allenatore? L'allenatore dei bambini sì, ritengo che si inizia da là, quando si parla di bambini si parla di cose genuine. È vero, quindi... sane. Il calcio vero. Il calcio vero. Mentre invece per Natale, insomma, i ragazzini sono importanti, ma tu adesso stai guardando altre prospettive, no? Guardiamo anche i ragazzini, perché venerdì sono stato a vedere una partita allievi, un Fortese Mascalucia, mi piace seguire i giovani. No, era campionato juniores. Scusa, Tra l'altro colgo l'occasione per confermarti che in città di Mascalucia ha perso 2-1 al Leonforte, ma si è classificato ai quarti perché aveva vinto 3-1. Infatti, complimenti alla squadra di Spina. Sì. E poi noi a Scodia abbiamo un'ottima scuola calcio gestita dal professore Gurisi, nel suo centro meraviglioso. Garanzia. Centro del professore alla grande, insomma. È vero, una grande garanzia. Sì. Bene, ci dobbiamo fermare perché poi abbiamo il rush finale dedicato interamente ai play-out e play-off del campionato di prima categoria. Il lancio pubblicitario tocca a te. Restate ancora con noi, a tra poco.